Buongiorno, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it. In primo piano gli aiuti che partono dall'Italia a favore dei profughi ucraini. Questa mattina da Malpensa è decollato un volo con beni di prima necessità. Vediamo il servizio di Veronica De Rio, le immagini sono di Angelo Puricelli. Siamo a Malpensa, alle 9 partirà il volo DHL alla volta di Bucarest, carico di prodotti alimentari destinati alle persone che scappano dalla guerra in Ucraina. È il frutto di un lavoro congiunto tra SEA, DHL e il Banco Alimentare. Partono 20 tonnellate di alimenti destinati alle popolazioni che sono rifugiate in Romania. È il frutto appunto di una missione umanitaria, la prima che parte dall'aeroporto di Malpensa con un volo, perché come ha detto l'amministratore delegato di SEA, la missione di SEA è quella di trasportare e la missione è anche di essere a fianco delle popolazioni in guerra e non si sono tirati indietro tutti i dipendenti degli aeroporti milanesi. Alla chiamata hanno risposto anche i trasportatori di DHL e, come è successo durante la pandemia, anche in una situazione di emergenza come quella della guerra, SEA ha dato dimostrazione di essere presente. E ora la cronaca, tragedia questa mattina all'alba sull'autostrada Torino-Milano all'altezza di Vicolungo. C'è stato un incidente che ha coinvolto un furgone e un'autocisterna. Il bilancio è di 2 persone morte, si tratta di 2 uomini di 41 e 38 anni e altre 2 persone rimaste ferite in modo grave. Secondo una prima ricostruzione, il furgone ha tamponato l'autocisterna. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. L'incidente ha causato disagi al traffico. E adesso la politica, spostandoci a Varese, dove ieri sera si è tenuta una riunione molto tesa di Fratelli d'Italia, alla quale ha partecipato la coordinatrice regionale Daniela Santacchè. Il consigliere comunale Salvatore Giordano, insieme ad altri, ha abbandonato la sala in aperta polemica. Daniela Santacchè ha invece parlato delle strategie per il partito a Varese. Sentiamoli in questo servizio di Angelo Puricelli. Siamo usciti dalla riunione perché non c'è il contraddittorio che ci doveva essere, come al solito, se la cantano e se la suonano e non c'è una possibilità minima di avere un'interlocuzione con delle persone che comunque hanno il grado del potere, perché qualcuno gliel'ha consentito e gliel'ha dato, ma non hanno il merito e la rappresentanza che serve in un partito, in un'assemblea popolare. Quindi questa è la dimostrazione dei fatti, tutto il resto è fuffa. Cosa non sei riuscito a dire? Tutto, no, mi hanno bloccato dall'inizio e non ho potuto Ce lo puoi dire in sintesi, Giordano? Ma in sintesi è che praticamente siamo venuti qua per avere un'apertura nei confronti di qualcuno, cosa che non c'è stata. Quindi vuol dire che il nostro gruppo non si sente rappresentato nella maniera più assoluta. Se c'è un commissario che deve fare una relazione, che la faccia, ma che sia una relazione che racconta quello che è avvenuto, non il falso. Perché se racconta il falso e non è attendibile, vuol dire che c'è dietro qualche architettura di un qualcosa che non corrisponde alla realtà dei fatti. Ma guardi, Fratelli d'Italia non è una caserma, quindi ci sono anche sensibilità diverse all'interno del partito. La cosa evidente è che Fratelli d'Italia sta crescendo, io sono molto contenta che entrino anche persone che magari non hanno una storia di destra ma credono nel progetto di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Il risultato di Zocchi dimostra che un allargamento fa bene a Fratelli d'Italia, quindi continuiamo nell'azione che è iniziata tanto tempo fa con Giorgia Meloni, vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a convincere e ascoltare tutti, perché è anche giusto ascoltare, discutere, ecco, non è che siamo un monolito. L'Unione Industriale della Provincia di Varese ha presentato questa mattina il progetto People a sostegno della genitorialità. Ecco il servizio di Emanuela Spagna che ha intervistato il presidente di Univa, Roberto Grassi.
Sì, il progetto che stiamo lanciando oggi è un progetto che riteniamo essere molto importante perché il tema della demografia, del calo esponenziale che noi abbiamo delle crescite in Italia e anche nella nostra provincia, tocca già oggi, toccherà ancora di più in un domani, il tema del manifatturiero della nostra provincia. Quindi riteniamo che, nonostante il momento particolarmente doloroso che stiamo vivendo a causa di uno scenario di guerra che ci vede in questi giorni coinvolti, sicuramente è un tema che volevamo lanciare perché dobbiamo avere la responsabilità di guardare sempre avanti, guardare il futuro, e quindi il tema del progetto People, l'impresa di crescere insieme, è stato lanciato oggi con l'intento di lavorare su quegli asset strategici che già esistono all'interno delle nostre imprese, quindi welfare, conciliazione lavoro, famiglia, piuttosto che altri temi importanti che verranno gestiti all'interno del nostro progetto. Sono dei temi che renderanno le nostre imprese, ma non solo, tutto il nostro territorio più attrattivo per i giovani genitori e, perché no, anche per i nostri genitori. E chiudiamo con lo sport calcio. Ezio Rossi si è dimesso dalla panchina del Varese, a breve verrà annunciato il sostituto. Sentiamo il servizio di Silvio Tranquillini. Ezio Rossi lascia il Città di Varese. Il tecnico torinese, arrivato nel dicembre del 2020, ha deciso di dimettersi dalla guida della squadra dopo un periodo particolarmente difficile sul piano dei risultati. La società, in passato intervenuta anche energicamente per confermargli la fiducia, non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà dell'allenatore, accettando la risoluzione consensuale del rapporto. Attesa per quanto riguarda il nome del sostituto che dovrà guidare la squadra nella difficilissima trasferta di Sanremo. È in corso in questi minuti una conferenza stampa nella sede del club, durante la quale verranno ufficializzati tutti i dettagli. E questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.